Buonasera a tutti ragazzi, tra poche ore, come avevo già accennato stamattina, ci sarà proprio un brutto tempo, quindi soprattutto ragazzi a nord Italia. Quindi ricordiamo ragazzi sempre che saranno a carattere temporalesco e qualche parte anche a livello di nubifragio. E ci saranno forti grandinate, quindi massima attenzione a nord Italia. In effetti su Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, in effetti solo il nord Italia, compreso un po' diciamo la Toscana, l'Umbria settentrionale, un po' il Lazio, ma leggermente nord del Lazio, quindi neanche a Roma. Un po' la Sardegna, qualche pioggia così così, ma nulla di più in Sardegna. Ciao avvocatella, buona serata. Quindi massima attenzione, Friuli Venezia Giulia, Alpi, Prealpi, Lombardia. Quindi ragazzi si parla prettamente della, diciamo, della zona nord dell'Italia, quindi la zona alta, quindi ripeto, Val d'Aosta, Trentino, Friuli, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto. Sì, sì, ma te lo sto dicendo adesso, quindi peggiorerà la situazione. Ho detto massima attenzione perché tra poche ore, e difatti già sta piovendo da te, ci sarà forte maltempo al nord Italia, quindi già da te hai iniziato. Quindi in effetti stamattina quando ho fatto il video avevo detto che oggi era una brutta giornata, domani, cioè per il Friuli Venezia Giulia, ma già da stasera incominciava già, diciamo, il maltempo. Domani sarà ancora più brutto, in effetti domani e mercoledì saranno molto molto più forti, quindi diciamo che 15 e 16 sono i giorni più brutti in effetti a nord, poi passerà tutto, in effetti già giovedì passerà tutto, però già da stanotte, quindi già da te già piove, quindi diciamo che da questa notte fino a dopodomani ragazzi ci sarà forte maltempo a nord Italia, quindi un po' la Toscana, l'Umbria settentrionale ed il Lazio, però quello superiore, quindi a Roma non pioverà, solo il lato di sopra. Un po' sulla Sardegna, ma sarà passeggero perché è una nuvola di passaggio. Stamattina l'avevo fatto pure vedere nell'immagine satellitare e quindi diciamo che come sempre qua al sud ragazzi sole, sole e sole, quindi facciamo come la canzone chi stiamo paese romano, chi stiamo paese rosone. Qua purtroppo non ce ne stanno sand, deve stare sempre, andiamo a mare fra poco noi qua, mentre a nord incominceranno a mettere i termosifoni, le coperte, noi qua andiamo a mare. Quindi perciò, ma che niente, zero, zero, fa caldo, te l'ho detto, possiamo andare a mare tranquillamente. Ho visto com'era oggi il tempo, ho detto bel tempo, uguale, non è cambiato nulla. Tu guarda, io senti, c'è il ventilatore acceso. Non lo senti perché io lo metto a 1 in effetti per non dar fastidio al video, ma c'ho il ventilatore acceso ancora io, quindi pensate un po' come si sta qua per tenere, lo tengo a 1 che lo tengo a 1 e vabbè, però per farti capire che qua fa caldo ancora. Sì, sì, perché lo tengo a 1 quindi si sente leggermente quando registro il video da diretta, però non lo posso mettere a 3 se no non sentiamo solo a lui. Però per farti capire che qua di pioggia proprio zero, non fa proprio una goccia d'acqua, niente, c'era dello stellato pulito, ma anche perché la previsione stamattina comunque non dava dalla Toscana, diciamo dal Lazio più o meno in giù, era tutto bello limpido, la Sardegna un pochino, ma poi passa domani, poi Calabria, Puglia, Sicilia, qua stiamo in Africa in effetti, diciamo dalla Campania in giù, qua è Africa. Quindi siamo quasi africani. La Sicilia, va bene, la Sicilia non la conto più perché la Sicilia oramai lì si sono rassegnati da tempo. Là. La Sicilia quando va bene, ma forse piove, quando va bene. Secondo me la neve non la vedranno ogni 10, 20, 30 anni, forse la media è quella. A Salerno io in 43 anni l'ho visto 2 volte, quindi
vedi, in Sicilia secondo me ogni 40 anni forse, quindi è una cosa rara da noi che fa freddo, però che dobbiamo fare? Ce ne andiamo a mare. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata, quindi massima attenzione, ripeto, al nord da stasera e fino a dopodomani, maltempo. No, da noi non ha mai nevicato, l'ultima volta è stato un anno fa in effetti, mezza giornata e basta. Ma non si è neanche posata per terra che subito si è sciolta, quindi ha fatto una cosa così, due fiocchi di neve, è finito. Quindi diciamo una mezza giornata, poi stop. Poi il giorno dopo stava il sole di nuovo, quindi è raro proprio qua. Non è che non mi ricordo mai che qua ci sono stati 2 o 3 giorni di neve, mai, non è capitato mai. Se ha fioccato un po' è stato per mezza giornata, non di più. 3 anni fa, un solo giorno ha fatto la neve e si è bloccata tutta Salerno. 3 anni fa, per più o meno una giornata. Però non posso dire che tipo 4-5 giorni di neve, di freddo, no, questo non me lo ricordo proprio. In effetti qua quanto fa freddo stiamo a 7-8 gradi, 9 gradi, questo è il freddo proprio da noi, proprio pesante, pesante come diciamo noi. Stiamo troppo vicino al mare, quindi perciò in effetti qua non fa mai la neve. Come fa? Stiamo proprio... difatti io mi affaccio e lo vedo come fa a nevicare vicino al mare. Sarebbe quasi assurdo, quindi in linea d'aria io il mare lo vedo già da casa, quindi con l'auto l'ho detto, sono 4 km dal mare, quindi vicinissimo proprio. Cioè se io non trovo traffico io ci metto 3 minuti ad arrivare a mare, non di più. Se la via è libera per puro caso, tanto ci metto 3-4 minuti. Vabbè ragazzi, massima attenzione comunque al nord perché da stasera incomincia il forte maltempo, quindi nubi fragili e grandinate, quindi come sempre fidarsi è bene, ma non fidarsi è sempre meglio, quindi fate massima attenzione in caso di qualche cosa, come sempre dico io, state a casa oppure se state in auto e vedete che incomincia a piovere, l'acqua comincia a salire, scendete dall'auto e andate via, cercate di ripararvi sempre in un luogo alto, diciamo, quindi in un'altura, pure su una panchina, una cosa basta che sia alta dall'acqua, quindi non cercate di salvare l'auto perché si porta l'auto e a voi insieme, quindi evitate questa cosa proprio. A me una sola volta è successo, in effetti, che stava un fiume d'acqua che scendeva, ho rimasto l'auto e me ne sono andato. Sì, sì, vado a comprare i polipi con la barca. In effetti col tempo che ci sta sicuramente il mio amico, quello che va a fare pesca, sicuramente stanotte pescherà bella roba, in effetti il tempo è tranquillo, quindi sicuramente domani mattina al molo starà pieno di polipi, seppie e tutte queste cose qua, quindi stasera il mare è bello. Sicuramente sì, domani se riesco a farmi un giro vorrei fare una diretta da lì. Se riesco ad andare e lo becco giusto giusto, faccio la diretta da quando li prende nella rete, perché quello poi in effetti si avvicina al molo e incomincia ad aprire la rete, quindi la apre e prende i pesci e li mette. No, se qualche cosa faccio, diciamo, il video pure, ma a parte le foto poi. Ma voglio fare proprio la diretta, vorrei fare, quindi se lo vedo, se vado prima, aspetto che arriva e poi faccio la diretta quando apre, diciamo, la rete. Quindi li vediamo in live. Questo voglio fare, devo vedere solo quando rientra l'orario. Se sì, sì, se domani gli mandi un messaggio su WhatsApp, se lui mi dice a che ora rientra, scappo un attimo, quindi che ci metto ad andare un attimo a porto, è vicino al finale. Quindi vorrei fare proprio la diretta con i polipi che si muovono e tutto il resto. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata, ci sentiamo dopo, tanto è ancora presto e quindi sicuramente qualche altro video lo faccio. Ciao a tutti. Ciao Avvocatella, ciao a tutti anche a quelli che non hanno commentato. Ciao.